Si va con la sesta corsa, confronto sul doppio chilometro. Cavalli di 3 anni, Gioia del Ronco, Ginevra Princess, Guaranà, Giogiti, Gin Tonic Cup, Goldi Petral. In seconda fila Gil di Girifalco. Favori in chiusura per Gioia del Ronco numero 1, Jessica Rosaspina, più o meno a pari quota con Guaranà, Daniele Zanardi. Macchina intanto che accelera con la velocità di Guaranà, che conquista subito il comando nei confronti di Gioia del Ronco e conduce all'attacco della curva. La terza posizione lungo la corda numero è 6, per Goldi Ginevra Petral, Princess. squalificato. Numero 7, Gil di Girifalco, in quarta squalificato. posizione Giogiti, mentre all'esterno c'è Gin Tonic Cup. Completati i primi 200 metri, 15,4 la frazione, corsa sul doppio chilometro. All'esterno insiste Gin Tonic Cup, che si porta su Guaranà dopo 400 metri di gara e va ad impegnarla. 400 in 38, a contatto rimane Gioia del Ronco, mentre insiste nella sua progressione Gin Tonic Cup, che sfonda dopo 600 metri, piuttosto svelti, con un parziale in 14,8, sfila su Guaranà. Terza posizione per Gioia del Ronco, poi in quarta Ginevra Princess davanti a Giogiti. Questi 5 superstiti dopo 800 metri di gara in 1 minuto e 8 decimi di forza. Gin Tonic Cup ha strappato il comando a Guaranà, che rimane in seconda posizione davanti a Gioia del Ronco. Poi Ginevra Princess e Giogiti dopo 1 chilometro in 1,17,4. Le posizioni non cambiano. Ha accennato a spostare all'esterno Guaranà, ma poi è tornata sotto. Manca ancora più di un giro alla conclusione. Intanto è sempre Gin Tonic Cup a condurre. 800 all'arrivo ora, con un parziale in 15,8. E siamo all'attacco della penultima piegata. Gin Tonic, Guaranà, Gioia del Ronco. All'esterno sporta Ginevra Princess, è seguito da Giogiti. Meno di 600 alla conclusione, con lo scatto di Ginevra Princess. Giogiti segue in seconda pariglia e siamo ora a 400 dalla conclusione, con leader sempre Gin Tonic Cup su Guaranà. Non avanza più tanto Ginevra Princess, mentre Giogiti deve venire via in terza ruota. Alla corda chiusa invece Gioia del Ronco. Completamento della curva conclusiva, entra ancora nettamente in testa Gin Tonic Cup. In seconda posizione c'è Guaranà. All'esterno di tutti è Giogiti, retta d'arrivo con tentativo di Gin Tonic Cup di salvarsi dagli avversari. Gin Tonic Cup nel finale controlla e vince nei confronti di Guaranà, mentre al terzo posto dovrebbe essere Giogiti. 1,17,6 il ragguaglio conclusivo, per un esito sicuramente a sorpresa. Era l'estremo outsider del campo Gin Tonic Cup, ma ha vinto in modo davvero molto molto convincente, sicuramente meritato. Il successo quindi per il numero 5 Gin Tonic Cup in sediolo Sergio Menichetti, per conto dell'allevamento di Riccardo Pezzatini e del signor Gabriele Poggetti.